Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Napoli. Vai ai video. Il Napoli sta attraversando un inizio di stagione difficile. L'infortunio di Romelu Lukaku, confermato dopo le ultime visite mediche, è un duro colpo per la squadra di Antonio Conte. L'attaccante belga soffre di un infortunio muscolare che lo terrà fuori dai giochi almeno fino a metà ottobre. L'assenza di un giocatore del suo calibro costringe la direzione sportiva del Napoli ad agire rapidamente in questa fase finale del mercato. Il club partenopeo sa di non poter affrontare un calendario fitto di impegni senza un centravanti affidabile. Per questo, Conte ha già espresso le sue preferenze alla dirigenza, mettendo in cima alla lista un giocatore che conosce bene la Serie A, Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, attualmente alla Roma, non è in gran forma ed è desideroso di cambiare aria. La mancanza di minutaggio e il rapporto complicato con l'allenatore della Roma hanno spianato la strada a un'uscita immediata. Conte vede in Dovbyk il giocatore ideale per colmare il vuoto lasciato da Lukaku. Potente, dotato di abilità aerea e di un'ottima capacità difensiva, si adatta perfettamente allo stile di gioco che intende imporre al Napoli. Secondo diverse fonti in Italia, l'operazione potrebbe subire un'accelerazione nei prossimi giorni, con l'obiettivo di far arrivare l'ucraino prima della chiusura del mercato. Tuttavia, il Napoli non sta lavorando solo su questo fronte. Allo stesso tempo, un altro nome sta iniziando a farsi strada: Alexander Sørloth. L'attaccante norvegese è arrivato all'Atlético Madrid la scorsa estate dopo un'ottima stagione al Villarreal, ma la sua situazione ai colchoneros non è stata quella che si aspettava. La concorrenza nell'attacco dell'Atletico sta limitando il suo minutaggio e non è stata esclusa un'opzione di trasferimento. Sørloth, per le sue condizioni fisiche e il suo stile di gioco, rispecchia ciò che Conte cerca: un attaccante forte, capace di mettere pressione ai difensori e di offrire soluzioni attraverso interventi diretti. Conosce bene anche il campionato spagnolo e le esigenze delle principali competizioni europee, un vantaggio per il Napoli, che punta a mantenere il suo vantaggio competitivo sia in Serie A che in Champions League. La decisione finale dipenderà da diversi fattori: la disponibilità dei club ceduti, la situazione contrattuale dei giocatori e, naturalmente, gli oneri finanziari che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è disposto ad assumersi. L'urgenza di trovare un sostituto per Lukaku potrebbe richiedere un ulteriore sforzo di mercato, sebbene i direttori sportivi stiano cercando un accordo che non comprometta la stabilità finanziaria. In ogni caso, la priorità è chiara: ingaggiare un numero 9 che possa contribuire al gol e garantire la presenza in area fin dal primo giorno. Conte non è disposto ad aspettare e sta spingendo affinché l'accordo venga finalizzato il più rapidamente possibile. A stagione appena iniziata, perdere un giocatore chiave come Lukaku è un grave ostacolo, e il Napoli sa che le sue speranze di Serie A dipendono da una rapida risposta sul mercato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia i tuoi commenti sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!